Sesta corsa, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. Sono 9 al via, 1 Emeril, 2 Elfo LZ, 3 Eureka di Cecco, 4 Ennio Griff, 5 Empathie Joyeuse, 6 Eroico Pet, seconda linea 7 Iolo, 8 Eldorado Lud, 9 Nola Gay Treb. Favori in chiusura, netti per Ennio Griff, Manuel Pistone, numero 4 dello schieramento. Macchina che stacca con la velocità sia di Elfo LZ che di Eureka di Cecco, che si oppongono a Ennio Griff, che insiste però all'esterno dopo che Eureka di Cecco ha ripiegato in schiena Elfo LZ, che conduce quindi a buona andatura, completa i primi 200 in 14,2. Ennio Griff però va ugualmente sull'avversario, lo impegna dopo 300 metri, attacca con estrema decisione Ennio Griff in 400 metri sicuramente di spesa, passa a condurre 28 secchi, i 400 iniziali per Ennio Griff, che ora è al comando, ma sicuramente la spesa è stata notevole. Elfo LZ in seconda posizione, poi Eureka di Cecco, i più attesi praticamente, con Ennio Griff che passa i 600 in 43,1. 15,1 dopo il 28 iniziale, quarta posizione alla corda per Emeril, mentre dalle retrovie cerca di avanzare Eroico Pet, anticipato proprio da Emeril, a largo anche Iolo, intanto completamento dei primi 800 metri e chilometro che se ne va nell'ordine del 1:13,7. In vantaggio è sempre Ennio Griff nei confronti numero di Elfo 9 LZ, Nola Gay Eureka di Treb, Cecco. squalificato. All'esterno Emeril, 400 alla conclusione con il parziale nuovamente svelto in 14,3. Emeril insiste nella sua progressione, raggiunge il sediolo di Elfo LZ, che segue sempre Ennio Griff, che continua a comandare liberamente. Eureka di Cecco in terza posizione lungo la corda, retta d'arrivo con Ennio Griff in netta evidenza. Ennio Griff è inseguito da Elfo LZ, Emeril ed Eureka di Cecco all'interno. Ultime battute con Ennio Griff che domina letteralmente Elfo LZ, è ottimo secondo, al terzo finisce un validissimo Emeril. 1:13,3 il ragguaglio conclusivo, 29,8 ancora a chiudere dopo il 29,6 di penultimo quarto, ma soprattutto dopo un 28 a partire, con 400 esterni per Ennio Griff, che si conferma comunque eccellente soggetto e replica così la vittoria ottenuta a Milano nell'ultima uscita in sediolo Manuel Pistone. Manuel Pistone anche al training. Assegno dunque la scuderia Angelico e C.